Tutto è filato liscio, quasi secondo copione, maggioranza unita e compatta e opposizione con settori più rigidi e settori meno intransigenti, almeno al momento del voto. Questo lo scenario che si è delineato ieri sera dentro Aula Sollano, nella seduta che ha portato all'approvazione del conto consuntivo 2015. I numeri sono impietosi, si è passati a distanza di un anno da un avanzo virtuale, si intende, di una cinquantina di milioni ad un deficit reale, ma ancora da definire, di una quarantina di milioni di euro. E questo in virtù delle nuove normative in materia di armonizzazione fiscale che vietano l'inserimento in bilancio di residui attivi pregressi non esigibili o difficilmente esigibili. In aula c'è stato l'intervento dell'assessore al ramo Giovanni Amico. Le sue parole hanno fatto infuriare il capogruppo di PDR Sicilia Futura, Nuccia Palermo. Quando l'assessore Amico dice al microfono che la scelta del predissesto è necessaria ma non sufficiente, ci allarma e ci stranisce molto il come queste dichiarazioni non creino scombussolamenti all'intero Consiglio, quindi alla maggioranza che è rimasta pacifica, silenziosa e pronta a votare. Abbiamo avuto una votazione flash senza un vero dibattito, il che vuol dire che questa sonnolenza all'interno di Aula Sollano è pericolosa. E Nuccia Palermo e il collega di partito Salvatore Borsellino sono stati gli unici a votare contro il consuntivo 2015. Il capogruppo del PDR ha posto l'accento e sollecitato le possibili misure da adottare per provare a rianimare le anemiche casse comunali. Abbiamo una mole di pratiche in sanatoria aperte, quindi la finestra che hanno dato i cittadini e che hanno iniziato a versare per sanare le proprie abitazioni, che rimane ferma e giacente sugli scaffali degli uffici. Non riusciamo a capire perché non si voglia regolamentare ed introitare. Non riusciamo a capire perché la tassa di stazionamento non venga applicata e si canta vittoria verso la tassa di soggiorno non applicabile da quanto previsto come prevede la finanziaria. E quindi non riusciamo a capire qual è l'andazzo. Se si corre subito a cercare il prete per dare l'estrema unzione, almeno prima cerca di curarlo. Si sono limitati ad un voto di astensione Gerlando Gibilaro, i due grillini Marcella Carlisi e Rita Monella e i tre forzisti Giorgia Iacolino, Salvatore Falzone e William Giacalone. Adesso riflettori puntati sul prossimo appuntamento in aula, il bilancio di previsione 2016, o meglio, di fatto, essendo a fine anno, si tradurrà ancora una volta in un consuntivo, ma non sarà una routine, assicura Marco Vullo, consigliere di maggioranza e presidente della Commissione Bilancio, perché si tratterà di assumersi una grande responsabilità. Siamo di fronte ad un significativo spartiacque in quanto incombe il rischio del dissesto finanziario, conclude Vullo. L'intera aula e l'intera giunta saranno chiamati a condividere il percorso da adottare.